Tra presenza e online, questo è il tema della giornata. Presenza online per quanto riguarda i quartieri fieristici, presenza online è un tema che viene dibattuto anche nel mondo delle scuole. Puntata divisa in due parti, nella nostra trasmissione di screenshot di questo inizio per noi settimana, ovviamente con l'appuntamento del mercoledì. Allora, primo ospite della giornata, Lucio Gomiero, amministratore unico dell'ente Udine Gorizia Fiere. Buonasera, grazie per essere venuto a trovarci a distanza in questo caso. Chiedo venia, comunque i saluti sono ugualmente calorosi a lei e chi ci vede e ci ascolta. Allora, il sistema fieristico è pronto alla ripartenza? Il sistema fieristico sì, è pronto alla seconda ripartenza. Di fatto ci siamo allenati l'anno scorso, dal 15 di giugno gli eventi e le manifestazioni fieristiche possono tornare e quindi ci siamo dati da fare noi come tutte le fiere del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia. Il giorno 3 giugno c'è stato anche questo evento che ha abbracciato tutte le fiere e anche noi in regione abbiamo deciso insieme con gli amici di Pordenone e di Trieste di organizzare questo evento. Se non sbaglio anche domani avete anche un altro tipo di evento, un evento che vuole rispondere, ecco, alla questione presenza ma anche online, perché immaginiamo che sarà questo il profilone anche che durerà per quest'anno, fine quest'anno ma anche il prossimo anno. Ma credo proprio di sì, ne abbiamo parlato tanto in questi ultimi 12-15 mesi. Credo che lo scenario che ci aspetta, che aspetta tutti i settori, è quello di un mix tra il mondo fisico e il mondo digitale. Questo non è più una novità, ormai è la frase conclamata. Si tratta di capire quale sarà il mix tra i due, tra il fisico e il digitale. E credo che questo cambierà a seconda del business, ma all'interno del business, quindi le fiere, cambierà anche a seconda della tipologia di fiera e di manifestazione. Noi vogliamo, appunto, come diceva lei, con domani, con questo primo evento che si svolgerà in parte in fisico, in parte in digitale, passare proprio anche questo messaggio, che da un lato le fiere del Friuli Venezia Giulia ripartono insieme, ovviamente ciascuna con i propri palinsesti, ciascuna con i propri obiettivi, però ci saremo tutti e soprattutto cercheremo magari di stabilire un po' di quelli che saranno gli scenari che ci accompagneranno, tra cui questo che abbiamo appena citato, di quale mix di digitale e quale mix di fisico per gli eventi che ci aspettano nel 2021 e 2022. Lei ha usato la parola proprio tutti perché è un evento dove c'è anche Pordenone Fiere, insomma è un inizio per tutti, un inizio anche di una nuova grande collaborazione, immaginiamo. Questo evento è stato un evento fortemente voluto da tutti noi ai diversi livelli, qui c'è l'organizzativo per cui sicuramente con Pordenone, con il team di Pordenone e gli altri siamo avuto l'adesione anche della parte di Aries e di Trieste. È stato un incontro voluto, ovviamente sponsorizzato, ci sarà anche l'assessore regionale Bini, ma soprattutto anche le due camere di commercio, e qui da Pozzo e Paoletti, che saranno presenti a suggellare quello che è un sistema territoriale che sempre più si mette insieme, che sempre più si metterà insieme anche nel concreto con i vari accordi che sono in corso. Senta, prima vi fare un'altra domanda perché magari qualcuno si chiederà cosa c'entrano le fiere con la scuola, magari la prima domanda, però è il tema un po' della giornata di oggi perché appunto parlavo di presenza e online. Se dovesse fare un bilancio già di questo semestre, com'è andata per la fiera di Udine e Gorizia? Fare bilanci di un semestre pressoché chiuso è molto difficile. Certamente siamo molto soddisfatti di come è andata l'evento digitale Bonus 110, che ha visto una partecipazione che non ci aspettavamo, perché nelle varie stanze della parte digitale, nei vari eventi hanno partecipato oltre 1500 persone.
soprattutto ai livelli interessate. E questo ci ha dato spinta ulteriore. È chiaro che è stato il semestre dei concorsi in fiera, è stato il semestre del centro vaccinale per quanto riguarda Udine, ma anche per quanto riguarda poi Pordenone, quanto ha riguardato anche Trieste, dell'ospitalità ai centri vaccinali. A Udine abbiamo avuto il più grande centro vaccinale della regione, dove si raggiungono i numeri più importanti. Devo dire che insomma, questo va dato merito a tutti gli elementi che hanno concorso, a quelli organizzativi, alla sanità e soprattutto al modo con cui abbiamo potuto lavorare con loro, mettendo a disposizione il meglio che si poteva per garantire il raggiungimento dei target su quell'area di Udine, incluso anche l'arrivo dell'autobus numero 9. No, volevo sapere, questione scuola, perché si può immaginare un ente fieristico aperto alle scuole un domani, e poi mi viene in mente anche, non lo so, anche alle sale da ballo, faccio un esempio, perché in bocca al lupo a proposito delle discoteche, oggi è arrivata l'ordinanza, la firma, insomma, che dal 10 di luglio si può tornare a ballare, ecco, si può sentire un po' di musica. Però si può immaginare, insomma, un futuro dedicato, diciamo, anche a questi due settori, una fiera che non è solo dedicata a convegni, ma è multisettoriale, giusto? Ma il quadro strategico per la fiera di Udine è già stato disegnato con i soci. È un campus multifunzionale a disposizione della città e del territorio. Come tale, nello scenario digitale serviranno meno mattoni, e quindi la vocazione di alcuni dei padiglioni è quella di diventare sicuramente, di essere messa a disposizione di un servizio per le scuole. A noi piace molto questa idea di formazione scolastica superiore, ci piace molto l'idea di far crescere un primo nucleo che possa poi rappresentare anche uno sviluppo in ottica integrata col mondo delle aziende. Quindi non è più un polo fieristico, ma ripeto, è un campus multifunzionale dove una serie di servizi alla città, soprattutto in termini di innovazione, di facilità di erogazione e anche di capacità di integrare filiere, possa trovare spazio. Se uno ha la pazienza di passeggiare 10 minuti per il polo fieristico di Udine, scoprirà che quella è la vera vocazione. Se va a vedere riconversioni fatte a Piacenza, fatte a Bologna, fatte a Rotterdam, fatte a Siviglia, di casi di questo genere, solo per citarne alcuni, ne troverà una perfetta aderenza, e ogni anno che passa rispetto a questo obiettivo credo sia un anno non guadagnato per tutto il territorio e per tutto anche la capacità di innovare le accoglienze delle varie funzioni che per una città, per un territorio sono importanti, per cui appunto la formazione avanzata, tra cui la capacità di innovare e di aggregare nuove funzioni. Mi va di lasciarla con uno slogan, lei ha già detto meno mattoni, direi anche più riqualificazione, mettiamola così, visto che anche lei è un uomo, insomma, di slogan, ma anche che porta concretezza. Spero di aver detta giusta almeno. Sì, l'ha detta giusta, vi aspettiamo domani online o in fisico, ci sarà anche Paolo Manfredi con noi, che credo abbia fatto probabilmente la più lucida analisi sull'evoluzione delle fiere a partire dal Salone del Mobile, e poi ci sarà anche il presidente di AEFI, Maurizio Danese. Questo darà uno spunto anche per tanti operatori del settore che si stanno interrogando come andare in fiera, come venire in fiera, come sfruttare le fiere. Forse dovremmo trovare anche un nome nuovo per questo tipo di cose che stanno nascendo in questi ultimissimi anni e nei prossimi. Grazie mille Gomiero, in bocca al lupo per domani e buona serata. Grazie, Reppi. Bene, terminiamo questa prima parte. Seconda parte, come avevo detto, si parla di scuola, tra didattica a distanza e online, ma sentiremo anche le ultime novità che arrivano dal decreto Sostegni bis per quanto riguarda i precari. Parleremo con Mario Pittoni, onorevole senatore della Lega e anche vicepresidente della Commissione Cultura. Pubblicità. Bentornati in collegamento con Screenshot. Abbiamo annunciato che parlavamo di scuola, ci troviamo appunto in un periodo in cui gli unici, diciamo, a lavorare in questo momento sono gli studenti che stanno affrontando la maturità, ma ci sono anche gli insegnanti con le varie pagelle, vari scrutini.
E proprio degli insegnanti vogliamo parlare perché si fa già un gran dire della questione precari per il prossimo anno. Vogliamo sapere qualcosa di più da Mario Pittoni, senatore, eccoci qua in collegamento con noi, che è referente dell'istruzione per la Lega, ma è anche vicepresidente, se non sbaglio, della Commissione Cultura. Ho detto tutto giusto, Pittoni? Perfetto, ok. Allora, Pittoni, a che punto sono i lavori sulla questione precari, ma anche sulla questione concorsi? Allora, 3 mesi fa avevamo praticamente pronto un decreto scuola che avrebbe portato a soluzione parecchi problemi della scuola, in ritardo di un anno perché la proposta l'avevo già fatta a marzo dell'anno scorso, eravamo in diretta televisiva tra l'altro, presente in Senato sia io che l'allora ministro Azzolina, proposta che Azzolina non ha voluto prendere in considerazione, buttando via l'anno scolastico 2020-2021. C'era la possibilità di farlo quest'anno, per l'anno scolastico 2021-2022, però la proposta che ho presentato, ripeto, 3 mesi fa, ha avuto il veto del Movimento 5 Stelle, che è la forza politica dell'ex ministro Azzolina. Risultato, ci troviamo a disporre soltanto di qualche articolo rabbercio inserito nel decreto sostegni bis. In questo momento siamo nella fase emendativa nella quale cercheremo di inserire qualcosa e smuovere almeno un po' la situazione. Emendamenti che si dovrebbero votare la settimana prossima a partire da mercoledì, ma non saranno sicuramente risolutivi. Serve un decreto scuola e con una serie di interventi che consentirebbero di portare a stabilizzazione qualcosa come 120.000 docenti, che è il minimo necessario in questo momento per fare ripartire la scuola in condizioni accettabili. Ecco, perché come sta vivendo il mondo della scuola tra banchi a rotelle che hanno fallito e professori precari che non hanno trovato soluzione? Anche qua in Friuli Venezia Giulia, so che lei comunque ha il contatto diretto con la nostra regione, anche se lei ormai è sempre più a Roma. Abbiamo buttato via quasi $500 milioni sui banchi, parte a rotelle, parte no, ma era l'ultimo dei problemi. Invece Azzolina ha deciso di metterlo al primo posto. E ci ritroviamo le scuole ormai con le cantine piene di banchi a rotelle inutilizzati. E poi invece c'è il problema del numero insufficiente di insegnanti titolari. Ormai abbiamo superato i 200.000 supplenti. Insegnanti supplenti vuol dire avere delle persone che cambiano ogni pochi mesi e non hanno il tempo di conoscere, di approfondire la conoscenza dei loro studenti. Questo è il più grande rischio per garantire un servizio di qualità. Mancano gli spazi perché non si è voluto trattare con le scuole paritarie per aumentare gli spazi e quindi avere maggiori garanzie contro il contagio, tant'è vero che siamo il paese europeo che ha tenuto scuole e che ha tenuto chiuse le scuole più a lungo, per cui è tutt'altro che una situazione ottimale. Ripeto, c'era la possibilità, almeno quest'anno, di partire con tutti gli insegnanti titolari al loro posto, non succederà perché ormai siamo già fuori tempo massimo. Senta, le chiedo come si immagina la ripartenza delle scuole a settembre? Una ripartenza in pericolo perché magari deve ancora esserci vaccinata la gran parte della popolazione, almeno per quanto riguarda i giovani, anche i più piccoli, e con un ritorno magari alla didattica a distanza? E questo sarà uno dei problemi. Vediamo cosa succede con i contagi fra settembre e ottobre. Sarà quello il momento della verità. Ma non ci sono stati investimenti per impianti di ricambio dell'aria, non ci sono stati investimenti per garantire personale sanitario nelle scuole come era fino a qualche decennio fa, non ci sono stati investimenti per avere il termoscanner all'ingresso delle scuole. Non ci sono stati investimenti per avere gli insegnanti, non ci sono stati investimenti per avere gli spazi. Credo di aver detto già tutto. Però ci siete anche voi il governo, diciamo, da 4 mesi. Adesso ci siamo anche noi, tant'è vero che stiamo premendo, almeno nella fase emendativa dell'ultimo decreto in discussione, che è il decreto sostegni bis, che è stato
messo a punto per spalmare qualche decina di miliardi alle categorie maggiormente in difficoltà, però è stato previsto anche qualche articolo per venire incontro ai problemi della scuola, ma assolutamente insufficiente. Senta, un suo parere su questo nuovo esame della maturità, con questo mega colloquio di un'ora, piuttosto che avere di nuovo gli iscritti, con questo curriculum che bisogna portare. Cioè, lei lo vede come una cosa attuale? Potrebbe essere una forma, diciamo, da attuare anche nei prossimi anni? O è meglio tornare come al passato? Lo scritto di italiano, piuttosto che quello di latino o di matematica? Direi da studiare, vediamo quali risultati porterà e tenga conto che la polemica sull'esame di maturità fa parte ormai della storia del nostro paese. Certo, è come essere un po', è come essere tutti allenatori della nazionale, solo che in questo momento la nazionale sta mettendo tutti d'accordo, mi pare, no? Draghi sta mettendo d'accordo tutti? Ma è in una posizione particolare, nel senso che avendo la responsabilità di questi 200 e rotti miliardi da spalmare, praticamente tutti i ministeri si trovano sotto tutela e in certi casi può fare anche bene, in altri casi, come proprio per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, la competenza è assolutamente fondamentale. Se a occuparsi dei provvedimenti per la scuola sono degli economisti, è quasi impossibile avere risposte di qualità. Senta Pittoni, cerco di divagare e l'occasione insomma di avere un big come lei nella politica nazionale magari mi dà l'opportunità di farle anche 3 domande. I rapporti con Fratelli d'Italia come sono? O piuttosto con quelli di Berlusconi come sono? Ma io posso parlare per le materie di cui sono responsabili. Vedo che il Fratelli d'Italia si muove in assoluta sintonia con le proposte che porto in Parlamento. Il problema è che centrodestra messo insieme in questa legislatura non è maggioranza, per cui quasi sempre si impongono Movimento 5 Stelle e PD che fanno asse dal governo Conte 2. Insomma, dovreste unirvi, ecco, questa è la sostanza per andare al voto un domani. Quella federazione di cui si parla. Pare che poi vediamo quale sarà il risultato elettorale alle prossime politiche. Però quello che sto cercando adesso per riuscire a portare da subito qualche risultato concreto è una specie di alleanza trasversale basata sul buon senso, sulle proposte che ho presentato appunto nella fase emendativa dell'ultimo decreto. Senta, lei vede più Draghi Presidente della Repubblica un domani o più Fedriga Ministro? Se dovesse scommettere. Fedriga sarebbe sicuramente un ottimo Ministro. Vedo come sta governando la nostra regione, ma basta vedere quello che dicono i sondaggi. Mentre per quanto riguarda Draghi, è stato messo in una posizione che non so se è quella ideale come trampolino per la Presidenza della Repubblica, perché con lo stravolgimento che subirà il Parlamento quando si tornerà al voto, perché un terzo dei parlamentari saranno tagliati e buona parte di quelli che sono presenti in questo momento non vedranno più le aule parlamentari, e tenendo conto che il voto dei parlamentari per il Capo dello Stato è segreto, che interesse hanno in questo momento i parlamentari a votare Draghi Capo dello Stato col rischio 2 mesi dopo di ritrovarsi a casa perché probabilmente verrebbero sciolte le Camere? Senta, il taglio dei parlamentari gli è indigesto? Oddio, al Senato sicuramente non ha senso, nel senso che già... No, lo percepivo dalle sue parole, per quello, adesso non è che sono un mago. Al Senato già con 315 parlamentari facciamo difficoltà a coprire tutte le commissioni. Con 1/3 di senatori in meno sarà quasi impossibile. Perderemo tutta una serie di competenze che sarebbe
importante invece avere a disposizione. Sì, oltretutto il Friuli Venezia Giulia verrà rappresentato con quello che rappresenta, no? Cioè nel senso sempre di meno. Una delle regioni che saranno maggiormente penalizzate. Ma voi friulani siete sentiti all'interno delle commissioni? Cioè pesate oppure no? Ma pesiamo per le competenze. Io sono stato scelto come capo dipartimento, cioè come responsabile del Dipartimento Istruzione, per cui ho un peso particolare che va al di là della mia carica parlamentare. C'è la Vagnagava, che è stata indicata quale responsabile per il Dipartimento Ambiente, per cui diciamo che sul fronte della rappresentanza per quanto riguarda le proprie competenze il Friuli non è male rappresentato. Senta, le lascio, torno indietro con l'ultima domanda. Quanto c'è speranza di rivedere i supplenti con un posto fisso a partire da settembre? Da questo settembre pochissime. Se passa il mio emendamento, diciamo che limiteremo i danni. Serviva quello che avevamo inserito nella prima bozza di decreto e che ha avuto, l'ho ricordato, il veto del Movimento 5 Stelle, lo riproporremo sicuramente l'anno prossimo. Io la ringrazio Pittoni per essere intervenuto alla nostra trasmissione e le auguro buona serata. Grazie. Grazie mille. Bene, allora io vi saluto, vi ringrazio anche per la vostra cortese e fedele attenzione, Screenshot torna domani come sempre solita ora e poi il venerdì non perdete l'appuntamento. 19:45 annotatevi sulla vostra agenda, grazie e arrivederci.